E benvenuti e buonasera a una nuova puntata di Un Bell'Ambiente. Salute Lele Pittosi. Ciao Renzo Puggi. Non sai, quando io sono su un palco la prima cosa che mi viene da dire è me la alzi la chitarra in spia. Subito. Ce l'ho spostato dal nostro ambiente naturale. Però è un bell'ambiente. È un bell'ambiente. Così siamo. Aspetta, facciamo così, facciamo un po' di suspensa. Dove siamo? Dove siamo? Siamo ospiti del B-Fret. B-Fret siamo qua in un palco in compagnia di artisti e di chi artista non è, ma comunque magari no. No, ma che ridi? Non avevo dimenticato. Lele Pittoni. Ciao Renzo, ciao. Allora, io e Lele Pittoni iniziamo sempre queste puntate di Un Bell'Ambiente, questo podcast con una stretta di mano. Siccome è brutta, possiamo fare possiamo fare una stretta di mano di passaggio? Perfetto. Benissimo. Sì, è il nostro rituale. Il nostro rituale, ciao Lele. Allora, dove siamo Lele? Siamo al nostro podcast che? Oggi siamo al podcast Un Bell'Ambiente, promosso da IFEAS, promosso dall'assessorato per la difesa dell'ambiente. Siamo molto emozionati perché oggi siamo con i Tazè. Un bell'inferno c'è su un bell'ambiente. Un bell'inferno c'è su un bell'ambiente. Siamo con i Tazè, e poi abbiamo uno dei rappresentanti di uno dei tanti centri CEAS. Bricchiere Parescuti insieme a noi, questa volta dal vivo perché abbiamo fatto sempre degli incontri Esatto. online. Stavolta invece tutti in presenza e mai così numerosi. Benvenuti. Benvenuti e benvenute. Grazie, eccoci qua. Ma allora io direi che dobbiamo parlare fare un po' di chiacchiere, parleremo anche ovviamente, cercheremo di centrare sull'ambiente, però adesso parliamo anche un po', partiamo da questa nuova primavera di Tazenda. Ci avete regalato varie fioriture nella vostra lunghissima carriera, adesso chi vi ascolta, chi vi segue sta vedendo una nuova era, una nuova stagione. Come sta andando? L'hai rubato il copo. Cazzo posso... Sono seresi. Sono sempre in bocca. Sì, c'è una bella novità, perché sai, io con te i cambiamenti ci fanno paura, perché non siamo abituati a affrontarli come dovremmo. E invece ogni volta che si cambia, poi che si cambia con convinzione e consapevolezza, ci si accorge che forse è arrivato qualcosa di meglio e inaspettato che non ci aspettavamo. In questo caso è arrivata Serena Calzamotti. Dire qualcosa tu? Non litigate, Ah sì, allora dai, inizio io, così ti scrivo. Diciamolo, io e Gigi abbiamo questo destino, questo karma, per dirla alla Hindu, che ci mollano. Non le fidanzate no, quelle no. Quelle non se va. Purtroppo quelle no. E invece noi abbiamo una lunga storia. Abbiamo superato i Mattia Bazar come record. Anche le settimane non esiste. Sì, i nomadi, no, anche i nomadi. Comunque, però c'è da dire che con ognuno dei cantanti, noi le chiamiamo le repubbliche di Tazenda, no? E la seconda repubblica era quella di Beppe Lettori, col quale abbiamo fatto un disco che si chiama Vida e ha venduto 120.000 copie nel 2006, in periodo già di crisi. La terza repubblica con Nicola abbiamo avuto il successo del duetto con i Modà, Cuore e Mezzo, quindi ogni repubblica ha un suo successo, capito? Senti che sento la pressione che si avvicina e mi scende proprio sulle spalle. E quindi adesso noi, io e Gigi, non ne abbiamo più voglia, ma lavoriamo per dare un successo alla Quarta Repubblica. Sto a Quarta Repubblica. Serena, stare voce a questo progetto così importante, che emozioni ti dà e quanto, insomma, stai entrando... Parole la strezza? No, allora, io sono legata non soltanto alla mia terra, ma anche alla musica, che è collegata alla storia della nostra isola e chiaramente chi meglio di Tazenda la rappresenta, per cui per me, oltre ad essere un onore, è anche un modo per riscoprire le mie radici e far parte della storia della musica sia regionale che nazionale. Quindi
per me è una cosa talmente grande che all'inizio, come ho detto prima, sentivo solo la strizza, poi tutti mi dicevano ma questa corona che devi portare, ecco, ancora per aggiungere, pian piano sta diventando, il pendio si sta sciogliendo nell'aria e sto scoprendo la parte divertente, quindi le emozioni sul palco, la gente, sentire l'energia che arriva dalle persone e noi rimandiamo indietro di questo connubio di emozioni che condividiamo e diventa sempre più bello, per cui sono molto Fra l'altro sei anche molto fortunata perché io e lei le abbiamo anche mandato una cassetta per proporci come cantanti e non ci avete mai neanche risposto. Ma siete rimasti alla lavori secondo posto. Stava io se lo dicevo che ci stanno perché avevate l'accento. Eravamo sentivamo un po' di capillare. Eravate secondi a pari fu. Ma parlate come bene parlate calmi, andava. Stavo pensando così che Gina, ascolta, sarà strano. tutto questo processo dall'inizio fino a questo momento è raccontato in un libro che è uscito qualche giorno fa, Iniziato il 10 dicembre, in questi giorni. scritto insieme a Felice Licri. Felice di Peri. Allora, cosa è successo? Che dopo tanti anni, poi lo si dice sempre, facciamo un libro, ci vorrebbe un libro. Poi noi non l'abbiamo mai fatto un libro vero e proprio sui Tasenda. È arrivato questo giornalista che stasera poi conoscerete. Vabbè. Che è giornalista? È un giornalista critico musicale, studioso e tutte queste cose, che si chiama Felice Liperi, ha anche delle origini sarde, quindi va anche bene. Ci conosceva da, ma è un anno che ci sentiamo al telefono, WhatsApp, mail, Gene, Beats a casa sua, spettacoli nostri, per conoscerci e per ricevere, soprattutto la mia da Gigi, tutte le informazioni possibili, i racconti, fin da quando eravamo bambini, perché il libro racconta, da quando Gigi, che era minorenne, più o meno, era già un tastierista di Gianni Morandi. Molti non sanno che io e Gigi, con il primo gruppo, abbiamo fatto un giro del mondo con Gianni Morandi a Roma, la sua band residenziale. Ci chiamavamo Sole Nero. E questa è la storia, parte da lì, eravamo in 9, con i 8, 7, 6, 5, finché alla fine... So che tu fai un'imitazione bellissima a Gianni Morandi, vero? Io? No, non sono del mando adesso, stavo più stuccato. Invece adesso vediamo un tema, a uno dei temi che riguarda anche questo podcast. E che si rega appunto L'Eco Festival. Abbiamo preparato una scheda, ma a questo punto ce lo dovete raccontare voi. Di cosa si tratta, che cos'è, a che edizione, raccontaci della cosa. È ferrato perché Faccio turare io sempre. Allora, il nome però. Sì. Sì, è punk, beh, si buibza, si bruciano delle plastiche a mezzo al è talle. in un momento della vita in cui mi piace dire la verità. Ho parlato con i nostri collaboratori, ma noi perché non facciamo un bel festival? E uno dei nostri collaboratori capi, Luca Parodi, ci ha detto: guarda che noi ce l'abbiamo già un festival, ce l'abbiamo già da 2 anni, guarda questo festival. No, scherzo, noi è un po' vero, nel senso che non lo chiamavamo festival, però noi già 2 anni fa abbiamo suonato alle Grotte di Nettuno, al Parco di Monserrato, di qua, un parco protetto, abbiamo suonato davanti alla casa di Garibaldi a volume basso per non svegliare Garibaldi, tutta questa serie di cose, di concerti silent concert, quindi con le cuffie e tutto il pubblico, un'esperienza bellissima che rientrava e rientra in questo gioco del rispetto dell'ambiente. Poi abbiamo avuto l'incidente, un incidente automobilistico che ci ha fatto saltare il secondo anno. Quest'anno l'abbiamo rifatto e abbiamo progetti per il futuro molto bellicosi, cioè trasformarlo ancora di più in un festival dove si interagisce, dove tutti noi diamo il nostro contributo operativo. Per adesso siamo comunque in una bella fase, perché già 2 edizioni, in posti bellissimi, senza disturbare i cinghiali. E tra l'altro stanno venendo sempre più in città, più da a ricevere. Ormai ci vengono loro in coppia. Io faccio tifo per i cinghiali, la verità. Proprio... Bob Geldof, Peter Gabriel, tutti questi grandi artisti che da sempre portano avanti tanti discorsi legati all'aiutare le popolazioni che stanno peggio di noi, fino a eventi legati alla salvaguardia del nostro pianeta.
lo stesso Madre Terra, ecco, Festival porta avanti e sta iniziando a portare avanti il suo discorso per sensibilizzare anche i sardi e chi viene da tutto il mondo a vedere il festival, perché poi sia chi in zone che hanno conosciute in tutto il mondo. Quanto è importante la musica, anche se ascoltata con le cuffie, per sensibilizzare le persone? Allora, quando tu sali su un palco, se sei anche 20 centimetri più in alto degli altri, hai, non perché sei più bello o più bravo, hai questo dono, questo carisma, che quello che dice è importante. Quello che dobbiamo sapere noi, anche voi, che siamo su un palco, è che abbiamo la responsabilità, il diritto, dovere, di sapere che quello che diciamo ha un peso, E quali sono le cose che possono darci un po' di un'aura bella? La pace, il pianeta, il risparmio, eccetera, tutte cose che per noi sono scontate. Noi non vorremmo, nessuno vorrebbe fare del male a nessuno, ma il mondo funziona anche in un altro modo, quindi noi sappiamo che oltre a cantare, suonare, a fare passare 2 ore di tempo in allegria e in ricreazione, se possiamo dire o con le parole delle canzoni o con qualche frase importante, anche ad effetto, delle cose che possono avere un'influenza sulla gente, è importante. Noi abbiamo Madre Terra, una canzone che è un elogio e non manco una denuncia su quello che succede. Abbiamo Che non niente dal 1988, che è una denuncia per gli incendi, cioè un modo per parlarne. Poi non è che la canzone ti dice le regole, cosa devi fare, è un gesto emozionale che però poi quando parliamo, vedi, con i giornalisti, con i colleghi o con la gente, hai la possibilità di dire no, questo no, stai attento, non dare la cicca fuori dalla macchina, occhio a questo, oppure contribuiamo in qualche modo, corrono soldi per andare a stanare i piromani, non lo so. Noi non siamo persone che fanno le leggi, però possiamo rompere le palle, ecco, questo è il concetto. Va a sentire la voce per sensibilizzare anche con un piccolo gesto, come tutte le volte che si sale sul palco, come hai detto tu, sia un po' più in alto, sia un microfono, perché non approfittare anche per poter passare i bei messaggi? Una domanda così, tu velocissimo, chi è il più, a parte Serena che è sicuro lei, chi è il più bling del gruppo? Chi è il più attento? No, lo siamo un po' tutti. Lo siamo un po' tutti. Bisogna essere vivi con coscienza e cercare di fare il massimo che si può fare. Non bisogna diventare, io lo dico con il cuore in mano, sono sincero, non bisogna diventare talebani, neanche dall'altra parte. Per cui ognuno di noi deve fare per la natura, per la salvaguardia dell'ambiente, deve fare il massimo, deve soprattutto dare il massimo che può dare. Perché quando alcuni poi sconfinano e vogliono dare qualcosa di più per un fatto di ego, combinano più casini che altro, tipo i nostri politici quasi tutti. Parole che sicuramente condivide Michele Marescutti, che è batterista e Guarda, se n'è andato il nostro batterista, però non abbiamo gli sostituti. Se dovete diventare sono una piantata. Michele Marescutti, ex batterista Beta Azienda, che è stato ingaggiato e poi era un pit base, qua. Condividi le parole di Gigi sul fatto legato proprio all'importanza della sostenibilità ambientale e ai termini ecologici, perché tu sei una guida ambientale escursionistica e hai un ruolo importante nel parco regionale del Molentaigius. Raccontaci che cos'è questo luogo meraviglioso. Io poi ci vivo a 20 metri. Vivi a 20 metri, se devo per trovarci da Sappi. vogliamo fare il tour col via. C'è una canzone che fa So Molentaigius. Questa prima sì, nuovo singolo. Se avesse fatto l'armonizzazione adesso è stata meravigliosa. Facciamo una Ci sta di pensare. piccola gem adesso il momento. No, allora, ovviamente condivido tutto quello che ha detto. Che cos'è il Molentaigius? Quanto dura la fisica? Hai pochi minuti. Pochi minuti, quindi è un'area naturale protetta, una delle zone umide più importanti dell'intero Mediterraneo,
sito di nidificazione per svariate specie di uccelli, la specie ombrelli, quella più rappresentativa che conosciamo tutti è il fenicottero, che ha avuto un ruolo determinante anche per la nascita del parco, perché il 1993 fu una data importantissima, si registrò la prima nidificazione in assoluto del fenicottero in Italia, proprio al monentaggio a seguito anche di fattori che comunque portarono a favorire questa nidificazione, ovvero anche la chiusura della salina nel 1985, quindi una diminuzione anche della pressione antropica, poi anche delle bonifiche successive, eccetera. Comunque un ambiente favorevole che ha portato poi in quella primavera del 1993 a questo che noi chiamiamo miracolo rosa, ecco, e che dal 1993 appunto si ripete. Catuco i smanzonisi, quanti sono i mangonisi? Ma poi fenicotte. C'è parrubia. Avendoli tutto l'anno, cambia a seconda del periodo. Chiaramente durante il periodo delle nidificazioni si registrano nidificazioni 9-10.000 coppie, dipende. Allora, il fenicottero in Sardegna c'è da migliaia di anni, però la prima nidificazione ufficiale è proprio la primavera del 1983, quando un gruppo, spostandosi dalla Francia, dalla Camargue, che è l'area più grande del Mediterraneo in Europa. Io faccio una domanda per la quale anche mi sarebbe probabilmente molto complessa e lunga da sviluppare, però il parco di monetaggio è un parco sonoro, è un parco anche di suoni, nel senso che c'è comunque un grande garzigio. nel senso che non solo hanno nidificato, ma si sono adattati a un ambiente che comunque implica un'importante commistione di suoni. Ma il Lars segna il Cagliari. Parlavamo con il nostro comune amico, questa non tagliarla, anzi mettila tutta con la Roma segna. Con la Roma segna. E questi suoni, com'è la convivenza tra queste specie animali e i suoni di una città che diventano parte integrante del parco? Ora, anche quando facciamo le escursioni, perché per essere educatori ambientali, no? Facciamo anche le escursioni con i turisti, abbiamo presenze che variano tra i 30 e i 35 mila all'anno, compresi gli studenti che vengono un po' da tutta la sala e anche da fuori. Entriamo nelle aree protette, che sono quelle normalmente non accessibili pubblicamente, proprio perché sono riserve integrali, hanno bisogno di una protezione maggiore. L'area di nidificazione del fenicottero è un'oasi di pace, in lontananza si sente il traffico, si sente la vita della città, però questa che è un'oasi circondata da 4 città, perché non c'è solo Cagliari, c'è anche Quarto, il suo breve tratto, anche Quartuccio e Seraggio, si preserva nella sua integrità anche grazie alla divulgazione che faccio con noi. Ha cantato anche un pellicano, se non sbaglio. Sono 2 adesso. Sì, sono 2. Che mi risulti che non sapendo che ce n'è tu, giusto? No, per dire un'offerta. Ma perché? È per te. Sai che i gallura, mangone, vuol dire scarafaggio, la mia mostarda è... Guarda, non parlare di scarafaggi perché adesso lo si schiaccia e di scarafaggi. No, i Beatles non si tocca, vanno rispettati bene. No, allora sì, ce n'è uno, si chiama Silvio, da un paio d'anni, un paio non è la sarda, qui 2, ce n'è anche un altro che... Sì, a caneti pisando, passidi, vanno a scuola. No, penso che non sia per Berlusconi, fortunato. Piglia quel nome. Pellicco, Silvio Pellico, Pellicano. Abbiamo i due... Sembra, è un buon gioco di parole. E abbiamo i due riti che chiudono, perché ormai siamo in via di chiusura di questa puntata, che sono, intanto abbiamo un rappresentante, dov'è? Noi vediamo il buio, eccolo là, e abbiamo trovarci Daniele Congiu, che porta una targa da consegnare in omaggio. Daniele, ciao, buonasera a tutti, grazie. Sono stato sostanzialmente ingaggiato in questo momento, perché non sapevo se dovevo entrare in scena, quindi va bene. Poi non prendo ora a essere qui, ovviamente seguo la vostra carriera da tantissimi anni. Mi è piaciuto tantissimo quando hai parlato della responsabilità e del dovere di fissare su un palco, e quindi l'ho apprezzato tanto. E quindi con l'occasione a nome della Direzione Generale dell'Ambiente, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ci fa piacere regalarvi questa targa, che è una targa che rappresenta il simbolo di FEAS, che è la rete
regionale, anzi scusate, loro sanno a memoria, quindi Quando non lo sappiamo, noi non leggiamo sempre perché non l'ho mai memorizzato. Quindi vai tu. la rete regionale per l'informazione, educazione all'ambiente e alla sostenibilità, una rete che comprende 59 o 60, adesso ho perso il conto, CEAS, che sono i centri per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità, che fanno un grandissimo lavoro per tutta la collettività appunto sulla sensibilizzazione, informazione all'educazione all'ambiente e alla sostenibilità. Quindi siamo molto contenti di darvela e insomma far diventare il nostro club dei climate ambassador, ambasciatori del clima, per noi è un grande onore. Grazie. Prendo il terreno. Vi lascio lo schermo alla metà. Grazie Daniele. Forse come si fa? E poi l'ultimo Faccio le manettine. con un simbolo molto molto forte che è quello delle foglie del nostro albero. Noi adesso vi consegneremo, vi consegnerà 3 fogli. Ci sono 3 foglie, 1, 2 e 3, e poi questo è proprio un rituale per noi molto importante. Su ogni foglia dovete inserire un hashtag con una frase legata alla sostenibilità, all'ambiente, che vi piace, per rinverdire quest'albero che È bello diventato. Quando abbiamo iniziato ce n'era neanche una, poi l'una, adesso abbiamo bello carico. Mancano le vostre ultime 3 foglie che appegneremo noi in ogni villa. Vi salviamo da questo impiccio e poi sarà. Con questo vi chiuderemo. Non pensavi fosse un telefono? Non posso possibilità. Allora, abbiamo. Ma non sai che quello. No, lo leggiamo pubblicamente, quindi stai attento a cosa scrivi. sì. Lo scrivono in campidanese perché ti controllano. Quello che vuoi. Tranne le parolacce delle medie, aprete quei disegnarci disfacenti. Una parola che rappresenti, che sola. No, una parola, un attimo, una frase. Noi siamo un hashtag, può essere 1, 2. Quanto la foglia riesce a contenere? Ho l'idea. Tenere di copia, guarda, facci in. Riservato. E poi se la deposita anche alla SIAL, cosa? Sì, esatto. Secondo me sarà il titolo del prossimo disco di. No, guarda, tutto non può essere, sai perché? Vai a capiremo dopo. Dio, fagli capire tu perché non può essere. Non può essere. Non può essere. Non può essere il titolo proprio il titolo del prossimo disco, non so. La mozzarella che adesso sta. Aiutami a fare la radio cronicale. Abbiamo solo un pennarello, vero? Devo scrivere vecchio. Sì. E beh, se polizia sì. Sei stato molto vicino. Girata per lo stesso cachet tra l'altro, che dovrebbe essere 0, che mi risulta. Adesso emozioni. Io ho avuto un'anticipazione veramente. Possiamo allora. Di leggi tu. No, devono leggere l'oro, giusto? Esatto, ci danno a pedare. Cosa volevo leggere se devo scrivere una parola? Ah, boh, dai, dici Piano. empatia. La giusta dose di empatia. Non ci sarebbe neanche bisogno di fare di divulgare questo, perché ognuno di noi saprebbe cosa fa. Serena? No, se ce l'hai già di però esagerare per 2, insomma. Tu, Andrea, adesso vuoi troppo, dici. Non abbiamo nasposto. Io ho scritto respira il sole. Bello, che ricorda anche un titolo di una canzone di te. Sì, Beh, un aleno e sole. non Non hai fatto apposta. l'ho fatta apposta. Ho pensato tutto un Freud. cioè, tutta la mia vita, delle cose. Gino, devi chiudere tu. Guarda, io sono anglofilo. L'ho scritto Atom Earth Mother. Ma vabbè, questa è della Questa come contento. Roger, vuoi ti svegliare? La copertina è la copertina più ecologica, bella, con le mucche. con quella mucca che è fantastica. Bene, Io sono molto contento molto contento. perché anche questa volta Renzo Lei ti ho spatta. ci do sfatta. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere con Levi, compreso il batterista, perché poi ha fatto una gaffa, eccetera. Non ho parlato anche dei caderi con Vi ho parlato anche dei brani. meraviglioso. Ampiamente concurato, ma questa passa. Si stanno facendo altro. Gigi non fa, adesso lo gli faccio da avvocato, non fa altro che parlare di Gigi Riva quando si matta. E qua, e ben sicuro, qua ha fatto il meglio Gigi Riva, qua. Non devi dirlo, perché noi non si immagina che con noi da Sassari
amiamo anche il Cagliari. E vi piace farci credere che non è così. È Pirasdo, bravissimi. Perché ci piace farci via. Facciamo un applauso da soli, l'azienda. Grazie, grazie. Grazie. Bene, se vi fanno una nuova edizione e mi chiamano, io dico che tu non puoi, devo fare di mangiare messaggio. Guarda che forse ce li chiamo. Secondo me non ci chiamano, però Ma tranquillo, tanto dobbiamo fare le puntate. finché l'abbiamo fatto è stato bello. Salutiamo tutti. Nuovamente il rito del saluto. Facciamo una stella di mano per passaggio. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Un soggiorno luminoso e un bell'ambiente, Un'allegra compagnia e un bell'ambiente. una trasmissione nata dalle ideas dell'Infeas per parlare di natura e un bell'ambiente, Una coppia conduttori irriverente che intervista solamente bella gente. che raccontano passioni del passato e del presente e di un futuro mari e monti più pulito e rispettoso. Non fa rima. Non lo fa niente. Ave sì beh, un bell'ambiente. Ave sì beh, perché è un bell'ambiente. Ave sì beh, l'Infeas, un bell'ambiente. Un bell'ambiente. 4 passi sui montagni, un bell'ambiente. Oppure al mare cristallino e trasparente. Ma se porti via conchiglie e se butti le bottiglie, ci dispiace dirti che sei un deficit. Un incivile. Ave sì beh, un bell'ambiente. Ave sì beh, perché un bell'ambiente. Ave sì beh,